La diocesi si prepara alla giornata dei giovani anche alla luce dell'esortazione del Papa Christus Vivit e con il documento la Chiesa compie un passo avanti nell'ascolto dei ragazzi. La visita in Marocco al centro dell'udienza generale, riprendendo il tema del viaggio, il Papa ha sottolineato servire la speranza significa gettare ponti tra le civiltà. Incontro di formazione liturgica a Santa Margherita Ligure nell'ambito della visita pastorale. Erano presenti lettori, ministri della comunione, addetti al culto e cantori. Dopo un marzo asciutto torna la pioggia in Liguria, una perturbazione porta oggi e domani piogge e temperature più fredde nella nostra regione. Venerdì torna il sole. Cresce il movimento femminile nel calcio anche in Liguria. A Chiavari la finale provinciale della Danone Nation Cup. Entella A, Sampdoria A, Genoa e Spezia qualificata alla fase regionale. Buongiorno a tutti, ben arrivati a Tigullio. Oggi in apertura riprendiamo il testo dell'esortazione apostolica Christus Vivi. La Chiesa diocesana si prepara infatti a vivere la giornata dei giovani che tradizionalmente si celebra nella Domenica delle Palme, anche alla luce di questa pubblicazione. Nella lettera Francesco invita i ragazzi a vivere pienamente la giovinezza dell'amicizia di Cristo e spiega: Dio vi ama, la Chiesa ha bisogno di voi. Christus Vivit è un passo avanti della Chiesa nell'ascolto dei giovani, un documento che la ringiovanisce perché anche dopo l'esperienza del Sinodo i ragazzi non sono più presenze passive ma protagonisti del cambiamento. L'esortazione del Papa vuole essere una sorta di pastorale giovanile popolare, capace di raccogliere critiche e desideri dei giovani. Sono loro che possono aiutare la Chiesa a non cadere nella corruzione, a stare vicino agli ultimi, a lottare per la giustizia, a lasciarsi interpellare con umiltà su tutti quei temi che oggi allontanano la gioventù, come gli scandali sessuali ed economici, la fatica di interrogarsi sui cambiamenti della società odierna, omelie poco preparate, l'incapacità di intercettare la sensibilità dei ragazzi. Per tutto questo è necessario mettersi in ascolto. Noi adulti non dobbiamo essere di fretta, non dobbiamo essere presi dai nostri problemi, dalle nostre ambizioni, ma dobbiamo avere uno sguardo che davvero possa ascoltare le loro attese e anche i loro problemi. E poi anche intrecciare un dialogo che sia vero e sincero. La Chiesa chiavarese può contare sull'impegno di parrocchie, associazioni e movimenti, non ultima l'esperienza di Ora et Labora nell'orto del Mato Grosso a Lavagna, un tempo di sosta per chiedersi se è ancora possibile lavorare e pregare nel feriale. È nata la possibilità di dirci com'è importante anche darsi un metodo, darsi dei tempi, non rincorrere il tempo ma cercare di prenderlo in mano per dare una direzione verso l'incontro con Gesù. È sempre più attuale d'altra parte lo sforzo nel ricercare il linguaggio giusto per intercettare i giovani e comunicare loro la fiducia che la Chiesa ha nei loro confronti. Occorre chiedersi con più decisione, con più profondità, come ancora oggi la figura di Gesù Cristo può essere presentata ai giovani. Un momento di ascolto e riflessione sarà proprio la giornata diocesana giovani di domenica 14 aprile, l'inizio alle 17:30 in piazza Bo a Sesti Levante. Saremo accompagnati dal verbo accogliere, Maria che accoglie questa chiamata di Dio, come anche un giovane può accogliere questa parola di Dio nella loro vita. E ora parliamo dell'udienza generale presieduta questa mattina in piazza San Pietro dal Papa, che ha incentrato la riflessione sul recente viaggio apostolico in Marocco che era dedicato al tema servitore di speranza. Dopo aver ringraziato il re Mohammed VI per la calorosa accoglienza, Francesco si è soffermato sul senso di questo viaggio. Esistono tante religioni, ha detto, e tutte guardano il cielo, guardano Dio. Il Padre Celeste ha permesso questo e noi non dobbiamo temere la differenza, ma dobbiamo lavorare per la fratellanza, soprattutto con i figli di Abramo come noi e i musulmani. Servire la speranza, ha rimarcato il Papa, significa anzitutto gettare ponti tra le civiltà, ricordando alcuni importanti vertici internazionali che negli ultimi anni si sono tenuti in quel paese. Il Santo Padre ha sottoscritto con il re un appello per Gerusalemme perché la città santa sia preservata come patrimonio dell'umanità e luogo di incontro pacifico. Papa Bergoglio ha ricordato la visita al mausoleo all'Istituto per la formazione degli imam, così come l'attenzione dedicata alla questione migratoria. Proprio a Marrakech nel dicembre scorso è stato ratificato il Patto mondiale per la migrazione sicura, ordinata e regolare, un passo importante verso l'assunzione di responsabilità della comunità internazionale. Sentiamo un passaggio della catechesi.
La Chiesa in Marocco è molto impegnata nella vicinanza ai migranti. A me non piace dire migranti, a me piace più dire persone migranti. Sapete perché? Perché migrante è un aggettivo, in cambio persone sono sostantive. Noi siamo caduti nella cultura dell'aggettivo, usiamo tanti aggettivi e dimentichiamo tante volte i sostantivi, cioè la sostanza. L'aggettivo va attaccato a un sostantivo, a una persona, cioè migrante no, una persona migrante. Così c'è rispetto, per non cadere in questa cultura dell'aggettivo che è troppo liquida, troppo gassosa. Rientriamo in diocesi dove prosegue il percorso di formazione liturgica. I laici impegnati nel canto corale, i ministri della comunione, i lettori sono stati invitati a partecipare ad un incontro promosso dall'ufficio diocesano per la pastorale liturgica a Santa Margherita Ligure, incontro inserito nell'ambito della visita pastorale che il vescovo sta compiendo in quella zona. Per dare nuova consapevolezza e slancio all'animazione liturgica, prosegue il cammino diocesano di formazione. All'incontro organizzato a Santa Margherita Ligure hanno preso parte i laici impegnati nel canto liturgico, gli addetti al culto, i lettori e i ministri della comunione. Il Concilio Vaticano II ha rimesso un po' al centro la figura del laico nella figura dei ministeri, e tutti questi ministeri chiedono un coinvolgimento pieno della persona umana e fanno sì, o almeno contribuiscono a far sì, che la celebrazione sia una celebrazione, potremmo dire così, piena, potremmo dire completa, potremmo dire ben partecipata, e dove veramente il risorto, come dice il Concilio, è presente. Chiunque lo desidera può impegnarsi in uno di questi servizi liturgici, in particolare nella lettura. Quest'anno è stato fatto un corso proprio qui a Santa Margherita con un buon numero di persone di questo ambito. L'anno scorso è stato fatto in Val Graveglia, quest'anno è stato fatto anche a Cicagna. Si chiede ai parroci, e qui i laici devono essere un po' portavoce presso i parroci, di poter chiedere all'ufficio liturgico che organizzi, e organizziamo volentieri questi corsi per lettore a livello vicariale, perché possono coinvolgere un maggior numero di persone. Il ministro straordinario della comunione invece non si chiede da solo, ma è chiesto dal parroco, che intuisce un bisogno, una necessità, e li chiede alla diocesi. Quest'anno ne abbiamo formati 12 provenienti da varie zone della nostra diocesi. I prossimi anni, a seconda della richiesta dei parroci, saremo pronti a fare altrettanto. All'incontro hanno partecipato diversi laici impegnati nei vari servizi, fra cui quello del coro e della Basilica di Santa Margherita. Siamo un po' altalenanti, però ecco, riusciamo a volte anche essere una quindicina, a volte anche 20, ed è formato da persone diverse, più giovani e meno giovani, che cercano di diffondere appunto il loro bagaglio di esperienza, sia canora musicale ma soprattutto liturgica e di preghiera, al servizio della comunità. In occasione della visita pastorale, le persone impegnate nei cori dell'ambito hanno provato assieme per animare gli appuntamenti liturgici comunitari, in particolare per l'inizio e la conclusione della visita. Ci auguriamo appunto che anche attraverso l'esperienza della visita pastorale e anche dell'unione dei cori nelle parrocchie di Santa Margherita e nell'ambito tra San Michele e Portofino, che questo ci dia un pochino di carica e di energia anche per coinvolgere i più piccoli, soprattutto gli adolescenti, che a Santa Margherita hanno anche grandi capacità musicali. Ci sono ragazzi che hanno la formazione bandistica e quindi potrebbero essere appunto un buon investimento. Ora uno sguardo all'evoluzione meteorologica in corso in queste ore in Liguria. A marzo il tempo asciutto aveva generato un evidente deficit idrico per la nostra regione. Oggi e domani un passaggio perturbato porterà piogge, soprattutto nella giornata di domani, dove sono previste anche forti mareggiate. L'evoluzione meteo più in linea con quello che dovrebbe essere il regime altalenante della primavera, caratterizzato sì da fasi stabili e anche miti, talvolta con temperature superiori alla media, che però si alternano anche a fasi più piovose. Questa seconda fase, diciamo, più stabile e piovosa, è letteralmente mancata in tutto il mese di marzo, che è quello per antonomasia più instabile, più pazzerello come viene definito, che invece è stato caratterizzato da tempo asciutto, estremamente asciutto, e anche appunto secco, con
soventi episodi di tramontana che quindi hanno un po' aggravato un regime pluviometrico che era già scarso nei mesi di gennaio e febbraio. Cosa dobbiamo attenderci allora per le prossime ore? Le precipitazioni si acuiranno nel corso della giornata di oggi, però non siamo ancora in una fase particolarmente perturbata. Poi invece da domani il clou della perturbazione, quindi la fase sarà appunto perturbata, caratterizzata anche da venti forti da sud a sud-est, mare che diventerà agitato e rovesci che in maniera abbastanza democratica interesseranno un po' tutta la regione. I fenomeni più intensi nel mattino di domani sul Savonese, in trasferimento sul Genovesato, mentre per le nostre zone del Medio Levante l'apice diciamo di questo passaggio perturbato sarà nel pomeriggio di domani, appunto, dalla tarda mattinata al primo pomeriggio di domani. Dunque un passaggio perturbato però relativamente rapido, perché già venerdì dovremo avere un miglioramento. Sì, venerdì inizialmente una fase variabile che però poi produrrà delle schiarite, anche abbastanza ampie, pertanto si può già avere un accenno su sabato. C'è una risalita di nuvolosità che però non dovrebbe inizialmente dar luogo a fenomeni che sono abbastanza confinati sulla Toscana e al massimo in mare aperto sul Ligure. A partire dal 30 aprile le piccole e medie imprese e le start-up liguri potranno accedere al Fondo di Sviluppo Regionale da 5 milioni di euro dedicato al sostegno delle realtà ad alto potenziale di crescita sui prodotti, know-how e servizi possono rappresentare buoni margini di sviluppo per la nostra regione. Ad ogni intervento del fondo dovrà corrispondere un investimento congiunto di uno o più privati indipendenti. La procedura a sportello è fino ad esaurimento della dotazione, prevede una soglia di investimenti che va da un minimo di 50.000 euro ad un massimo di 500.000 euro di risorse pubbliche. Sono in partenza 2 nuovi corsi rivolti a lavoratori dipendenti e alimentaristi curati dall'Ente Forma di Chiavari. Il primo riguarda lavoratori sia a basso sia ad alto rischio, rivolto ad aziende che hanno dipendenti. Si svolgerà nella sede di Viale Millo dalle 14 alle 18 nei giorni 8, 9, 15, 16 aprile. Il secondo corso è rivolto ad operatori OSA, si terrà sempre nella sede dell'ente dalle 14 alle 18 di lunedì 6 maggio e mercoledì 15 maggio. Ora parliamo di una mostra fotografica intitolata Marco Corvisiero. Troviamo la notizia anche sul nostro sito internet teleradiopace.com. Nel fine settimana a Villa San Giacomo a Santa Margherita Ligure sarà allestita la mostra 50 migliori scatti del concorso fotografico Marco Corvisiero. L'iniziativa è giunta alla 7ª edizione, quest'anno aveva tema Street Photography. Hanno partecipato 248 autori da tutta Italia per un totale di 684 fotografie. La mostra sarà visitabile nei giorni 6 e 7 aprile dalle 10 alle 18 con orario continuato. Il 7 aprile alle 11 nella stessa sede si terrà la premiazione del concorso. Sino a domenica mattina i visitatori potranno esprimere 3 preferenze sulle foto esposte, in base alle quali sarà stilata la classifica secondo il voto del pubblico. In contemporanea nella saletta adiacente a quella della mostra, Michele Zizzari proporrà immagini di personaggi che hanno posato per un ritratto a Santa Margherita Ligure. E ora il consueto spazio alle notizie internazionali con un approfondimento che oggi prendiamo dalla Radio Vaticana e che ci porta in Africa. L'Africa aiuta l'Africa, questo è il titolo dell'articolo che troviamo pubblicato su Vatican News, raccolta fondi delle diocesi per le vittime di Idai. Non siamo mai troppo poveri per aiutare, così padre Donald Zagor, sacerdote per la Società per le Missioni Africane in Togo. È stata istituita infatti in molte diocesi africane una raccolta fondi speciale per fornire un aiuto alle popolazioni colpite dal ciclone. In Mozambico, Zimbabwe e Malawi il bilancio dei morti e feriti continua a salire con il proliferarsi dell'epidemia di colera. Sfogliamo ora le pagine dei quotidiani, poi ci ritroviamo con tutti gli aggiornamenti e le notizie sportive. Su
Avvenire in primo piano il Papa, giovani vivi per Chiesa e mondo. Nell'esortazione post-sinodale Christus Vivit anche l'invito a non perdere la propria identità. Dalle nuove generazioni il rinnovamento per il cristianesimo oltre gli scandali. E quest'oggi Avvenire presenta un ampio inserto dal titolo Il Papa e i giovani, che riporta il testo integrale dell'esortazione apostolica firmata da Francesco, presentata ieri. In ascolto delle nuove generazioni la Chiesa può rinnovarsi e diventare più credibile, superando scandali e clericalismo. Alcune delle parole pronunciate ieri durante la presentazione: il cardinale Baldisseri è una magna carta, una guida per la pastorale giovanile. Il vescovo Fabene, un invito a collaborare per costruire insieme un futuro migliore. Ruffini, attenzione anche ai nuovi linguaggi. E poi Don Falabretti, lettura da fare insieme, ci accompagnerà per i prossimi anni. Sempre dalle pagine di Avvenire, Brexit è sempre più farsa. Theresa May chiede ancora tempo all'Unione Europea e ora vuole l'aiuto dei laburisti di Corbyn. L'idea è quella di un rinvio al 22 maggio per trovare l'accordo che non c'è sul piano. Le pagine del secolo XIX, la prima pagina, decreto crescita, spunta la rottamazione di multe e tasse locali. Dal testo sparisce l'indennizzo ai risparmiatori truffati dalle banche, Juncker incontra Conte, cambiate rotta, alcuni ministri sono bugiardi. Più sotto, alluvione 2014, Paita assolta in appello, è finito un incubo. La politica, Salvini e le destre europee, nasce il gruppo sovranista. Il commento di Marcello Sorgi, i compagni di strada sbagliati. Dalle pagine del secolo XIX, Juncker, l'Italia cambi rotta, alcuni ministri sono bugiardi, il presidente uscente dell'Unione Europea incontra il premier Conte, Roma rischia la procedura di infrazione per l'alto debito. I titoli relativi al Levante, Santa Margherita, festa per la 227, si attende il pienone, navette e contromisure per la viabilità. Previste migliaia di persone, il sindaco Donadoni, chi arriva da fuori lo faccia col treno, 2 parcheggi di interscambio. Gli orari della giornata, che vedrà al mattino la festa ai Giardini a Mare di Santa Margherita, il percorso a piedi verso la Cervara, al taglio del nastro attorno alle 11:30 e poi alle 15 il concerto a Portofino, dove ci sarà il numero chiuso, non potranno accedere più di 3.800 persone. Intanto a Rapallo altre 2 barche rimosse, il golfo verso la normalità, e per la cronaca maxi colpo alla Sogegros, rubati 50.000 euro. A Carasco in azione una banda di professionisti che ha anche messo fuori gioco le telecamere di sorveglianza, indagano i carabinieri. Ci sono importanti notizie che riguardano il comune di Lavagna, a breve le daremo dal collegamento dalla redazione. Intanto la cronaca con un arresto che è stato compiuto ieri a Genova. I carabinieri della stazione di San Fruttuoso hanno arrestato un 40enne genovese già pregiudicato per omicidio colposo e occultamento di cadavere. L'uomo era attualmente sottoposto al regime dell'affidamento in prova ai servizi sociali quale misura alternativa alla detenzione, ma è stato sorpreso nella propria abitazione mentre consumava marijuana. In casa aveva una vera e propria serra, dovremmo avere anche delle fotografie, eccole, sebbene di proporzioni ridotte, per la coltivazione della cannabis, strumenti per il confezionamento delle dosi e denaro in contante. Arrestato è stato accompagnato alla casa circondariale di Marassi. Parliamo ora di calcio femminile. Ai campi della Colmata Mare a Chiavari si è disputata nel fine settimana scorso la finale provinciale Under 12 della Danone Nation Cup. In campo 6 squadre suddivise in 2 gironi. La finale ha decretato le squadre che parteciperanno sabato prossimo alla finale regionale che si disputerà ancora a Chiavari. Una splendida mattinata di sole ha accolto sui campi della Colmata Mare a Chiavari le squadre partecipanti alla fase provinciale della Danone Nation Cup, competizione di calcio femminile riservata ad atlete Under 12. Sampdoria A, Sampdoria B, Virtus Entella A, Virtus Entella B, Genova e La Spezia. Le prime 2 di ogni giro di questi 2 gironi vanno a fare la fase regionale che giochiamo sabato su questo campo. È tutto in preparazione per la fase interregionale che si gioca il 24 e 25 ad Alessandria. Le 2 prime classificate di Alessandria andranno a fare i nazionali.
Una sfida suddivisa in 2 gironi a 3 squadre, al termine della quale si sono qualificate per la finale regionale Entella A, Sampdoria A, Genoa e Spezia. Nel contesto del torneo è stato assegnato il premio Fair Play all'atleta Alessia Borgetti del Genoa. Soddisfatti gli organizzatori, che hanno ribadito come il movimento calcistico femminile stia prendendo sempre più piede anche nella nostra regione. Lo dimostrano i dati che abbiamo un movimento in crescita, l'abbiamo visto domenica a Torino al Juventus Stadium con 40.000 persone. In Liguria si sta lavorando molto bene, le squadre prof sicuramente sono leggermente più avanti rispetto ai dilettanti, però con il nostro supporto, che costantemente con i miei collaboratori dello staff tutti i giorni o almeno settimanalmente ci muoviamo sui campi dei dilettanti per far crescere il movimento. Anche nel nostro Levante, no? C'è una presenza importante. Assolutamente sì, abbiamo la Virtus Entella con cui collaboriamo, addirittura martedì saremo qua con lo staff dell'Under 15 della selezione Under 15 per far vedere ai tecnici come si lavora e come lavorano le nazionali. Genoa-Sampdoria? Genoa e Sampdoria crescono bene, il Genoa Under 17 accederà alle fasi finali, è riuscito a passare alle fasi finali del campionato nazionale e come tutte le squadre prof sicuramente hanno una marcia in più e quindi sul lungo periodo lavorare bene dai suoi buoni frutti. Tanti aggiornamenti, iniziamo con l'allerta meteo che è stato diramato proprio pochi istanti fa dall'ARPAL della Regione Liguria per la giornata di domani, un'allerta di colore giallo per pioggia. Andiamo a vedere nel dettaglio per la zona C, l'allerta è per i bacini piccoli e medi e scatterà alla mezzanotte di quest'oggi sino alle 15 di domani. Andiamo ora in redazione, come annunciato, novità che riguardano il comune di Lavagna, per noi Maurizio Garreffa. Grazie Cristina, un saluto a tutti. Non c'è pace per il comune di Lavagna. Questa mattina infatti è arrivata la sentenza della Corte dei Conti che di fatto ha rigettato il ricorso della commissione prefettizia, un ricorso che era stato presentato contro la bocciatura del piano di rientro, il piano finanziario. Quindi la notizia è ufficiale, abbiamo sentito il comune di Lavagna, in particolar modo il commissario Marco Serra, il quale ha spiegato adesso siamo costretti a deliberare il dissesto economico del comune. Formalmente si attendono le motivazioni, sarà poi la prefettura a comunicare questa situazione del tutto nuova per il comune di Lavagna. Quello che per il momento possiamo dire è che ci ha spiegato il commissario Serra che nel futuro il prossimo sindaco di Lavagna, che sarà eletto alle amministrative di fine maggio, gestirà la macchina comunale, la macchina amministrativa, ma sarà affiancato da un organo straordinario, come una sorta di commissione straordinaria appunto su tutte le questioni economiche che riguardano il comune. Per ora è tutto, a te Cristina. Grazie, ulteriori approfondimenti nel telegiornale serale in onda alle 19.15, alle 20.30, 22.45. Ricordo che la nostra informazione continua al canale 187 e sul nostro sito internet teleradiopace.com. Grazie a tutti dell'attenzione, buon pomeriggio.